Oggi siamo stati su al Monte Zermula per la ferrata degli Amici della Memoria e siamo tornati giù facendo il sentiero delle trincee e poi il sentiero normale che ti riporta qui al Passo Cason di Lanza. Vediamo un po' com'è andata. Qui in fondo l'attacco del nostro percorso è la parete che dovremmo risalire. Questo Passo Cason di Lanza con la Val Dolce e qui in fondo la Creta di Aite. Inizio discesa verso il baratro, sembra di stare in pianura padana. Ascesa e discesa del Monte Zermula finita, già fatto il cambio gomme, adesso possiamo andare a mangiare qualcosa qui alla Malga Cason di Lanza, dove si mangia veramente bene.